La rassegna stampa. Stavo pensando che ieri abbiamo fatto pure il sondaggio e gli ascoltatori hanno votato per tenercelo questo miau miau di Rossini. Cioè, capisci Simone che ma che sono drogati i nostri ascoltatori di questo Rossini? Ma dico, ma con cosa fate colazione la mattina? Pane e politica, lo so, certo. Pane e Varin, dici, pane, anche una brioscina volendo. Buongiorno, anche Simone fa colazione, buon mattino, certamente c'è il semivarino, anche quest'oggi è soltanto giovedì, ma siamo al 20 febbraio 2025, il buongiorno si sente dal Varino ogni mattina 7.30, 9.30, rassegna stampa, ma solo tra virgolette, perché questo è più uno show, uno spettacolo, un qualcosa per tenervi compagnia, fare informazione e uscire di qui, di lì, di casa, da dove cavolo uscirete, con qualche idea per la giornata, perché cerchiamo sempre di spulciare tra i quotidiani del giorno anche la famosa notizia che non c'è, quella che non scrive nessuno o quasi nessuno, o quella che si scrive gne 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 a denti stretti, e quindi cerchiamo di scovare anche delle buone notizie e della buona politica all'interno di questo inferno. Ma oggi volano gli stracci, oggi volano gli stracci tra Trump e Zelensky, ragazzi miei, è tutto un magna magna, come si dice, esatto. Prima salutiamo gli amici che ci seguono da casa, quelli al calduccio, perché oggi fa un freddo cane, mettete le mutandone di lana voi che uscite, perché è davvero freschettino su Milano e sulla Padania, sul nord. Al centro e a sud, lo so, state un po' meglio, ma mica poi tanto, guarda, beh, d'altronde in inverno siamo. Buon mattino a chi ci segue sul canale 252 del televisore in tutta Italia, audio, ma se il vostro televisore è collegato ad internet anche video, vedete il faccione di Sammy Varinone. Buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione sul proprio cellulare, anche qui potete ascoltare Radio Libertà in audio, ma anche in video. Buongiorno a chi ci segue in auto, siete lì, state sbrinando, aspettate che si sgeli, e intanto Sammy Varin che vi legge, chissà se fate i bravi, i titoli dei quotidiani. Buongiorno a chi ci segue su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà, non pensate che vi salti fuori da sola, siamo perennemente bloccati da questi social. Buongiorno anche a chi ci ascolta seguendo Lega Salvini Premier. Abbiamo l'onore di essere su questa importante piattaforma con milioni di utenti in tutta Italia. Buttiamoci immediatamente sulle notizie della notte, come vi dicevo anche sui siti elettronici. Dittatore, mediocre, ha iniziato la guerra, l'assalto di Trump a Zelensky che ribalta la realtà, scrive il Corriere. Ma ditemi voi, cari ascoltatori, e quelli nuovi magari non lo sanno, ma io ve lo chiedo, cosa ne pensate? Questa è la domanda che vi faccio praticamente a ogni notizia che vi leggo. Cosa ne pensate? Avete un filo diretto, direttissimo con il sottoscritto Sammy Varin attraverso il WhatsApp. Inviate il vostro pensiero al 340 67 09 659. Io ogni mezz'ora faccio il riassunto di tutti i WhatsApp che arrivano. Dicevo, quindi volano gli stracci sul Corriere, ma su Repubblica la situazione non è molto diversa. Meloni prepara il blitz alla convention con Trump in controteso con Salvini, perché lo sapete c'è solo fango su determinati giornaloni, e poi Trump scarica Zelensky, un dittatore non eletto. Ci spostiamo sull'agenzia ANSA, che ansia, cosa scrive? Stessa cosa, Trump scarica Zelensky, dittatore e comico mediocre, che è un po' anche, perdonatemi, quello che abbiamo pensato in tutti questi anni. Molti di noi e di voi hanno pensato queste cose. Ecco, oggi c'è un quotidiano che se lo chiede in prima pagina, ma è giusto dire quello che si pensa in faccia alla persona? Certo, ma non dirlo a tutto il mondo, magari diglielo in faccia soltanto a lui.
La verità, come dico io, sta nel mezzo. Che ne pensate voi? 340-6709-659. Fa bene Trump a dire in faccia a Zelensky quello che veramente pensa di lui? Dittatore e comico mediocre. E noi l'abbiamo visto in qualche scenetta sui social negli scorsi anni. Effettivamente rideva soltanto lui, ma lì hanno un umorismo strano. Guarda che adesso ci stanno già prendendo in giro in vista del prossimo festival. C'è un artista che ha fatto la canzoncina proprio per prendere per il culo l'Italia. Ma va bene, l'Eurofestival, e se non sei kitsch, che cazzo ci vai a fare all'Eurofestival? È per quello che il vincitore del nostro festival è troppo serio con sti baffetti da Sparviero, mi sa che non ci va. Vabbè, stiamo a vedere. Intanto molliamo anche l'agenzia ANSA prima che scoppi qualche altro casino e ci tuffiamo immediatamente sui quotidiani, partendo dai giornaletti. Lo sapete, giornaloni sono quelli importanti, giornaletti vezzeggiativo, ci mancherebbe altro, quelli meno importanti, meno conosciuti, che però magari vi do un'idea. State per uscire di casa, vi avvicinate a quella cosa strana che si chiama edicola e gli chiedete un giornale che non avete mai comprato. È un po' come fare l'amore la prima volta, e vi chiedete: cavolo, glielo chiedo, non glielo chiedo? Magari è pure una giornalaia e chiedergli, che ne so, mi dà per favore il Domani? Ah, il Domani. Che giornale mai sarà? Senti come apre. Trump sembra la marionetta di Putin. Zelensky è un dittatore mai eletto. Questa è l'apertura del quotidiano Il Domani, più potente ancora. E a proposito di fare l'amore la prima volta, quei vostri sogni erotici di voi che amate la politica, sicuramente c'è quello di farlo con Il Manifesto. Acquistate oggi il quotidiano Il Manifesto, almeno una volta nella vita bisogna farlo. Io penso di averlo comprato una volta, sì, non iniziate a pensare di cosa avessi bisogno, la carta per cosa, no, l'ho comprato proprio perché mi piaceva, perché ai tempi, sai, c'era soltanto il cartaceo. Adesso su tutti i siti fai a meno, ma ti vedi magari solo la prima pagina, o scaricarlo è un casino. Comprare il cartaceo del Manifesto, quotidiano comunista, provate, usa e getta. Questa è l'apertura del Manifesto, mettendo la foto di Trump e Zelensky che si guardano, e potete immaginare tutto il resto. Se preferite c'è il Riformista, dittatore comico, virgolettato, con Trump che guarda in malo modo Zelensky, e anche Zelensky guarda non benissimo Trump. Scendiamo. Il dubbio. Trump sembra Putin, Zelensky dittatore, ha voluto lui la guerra. Anche questa è una frase potentissima, ha voluto lui la guerra. E so che tra i gomblottisti ascoltatori di Radio Libertà questo è un parere che tira molto. Ok, non guardo il secolo XIX perché c'è l'intervista alla Salis, non la picchiatrice che non ha mai fatto male a una mosca, ma la candidata del PD a Genova. Ecco la mia Genova, titola secolo XIX, ma in centropagina si occupa anche della famosa bomba alla petroliera. È un atto terroristico, il virgolettato in centropagina sul secolo XIX, che giustamente è di Genova ed è stato il primo giornale a occuparsi di questo. Adesso vedete che su tutti gli altri giornali e addirittura nei telegiornali. Mi sposto ancora, so che volete godere massimamente dei titoli dei giornali meno conosciuti, allora vi porto sul secolo d'Italia. Smascherati. Fratelli d'Italia stana il governo Conte sulle mascherine. Scandalo da 1,25 miliardi. Ci spostiamo ancora, ci spostiamo. Attenzione, sto svolazzando, cerco di darvi il meglio, ragazzi, e mi pagano per cosa? Cerco veramente di darvi il meglio, i titoli che non vi aspettate, e un titolo che non c'è da nessun'altra parte, solo su Italia Oggi. Eccolo qua. Influencer, il conto dell'INPS. L'istituto di previdenza
italiano chiede il versamento di contributi previdenziali a tutti quelli che fanno guadagni con il web, come content creator, youtuber, streamer, blogger, varin, no, che parlano anche di me, no, perché adesso ci fa venire tutti FIFA, perché Facebook ci ha fatto diventare tutti quanti content creator, dicendo che così avevi più comunicazione, cioè, oh, che adesso mi chiedete i soldi, guaglio! Infatti, chi si dedica all'attività di creazione di contenuti per il web, CD content creator, non per hobby, ma a scopo di reddito, deve iscriversi all'INPS e versare i contributi alla gestione commercianti, per esempio chi vende video o gestisce banner pubblicitari, o alla gestione separata, youtuber, streamer, eccetera, ovvero nell'ipotesi di blogger e influencer alla gestione spettacolo. Lo precisa una circolare INPS anticipata su Italia Oggi il 12 dicembre 2024. Capito? Attenzione, se fate i soldi con internet, con Facebook, con quelle cose lì, prima o poi qualcuno vi busserà alla porta. Stanno già bussando. No, non aprire, che a quest'ora non si sa chi gira, è ancora buio, assolutamente niente. Però, per dire, vi ho dato una notizia, perché molti di voi cominciano a sguazzare bene su TikTok, Instagram, eccetera, poi ti arriva la proposta, fai pubblicità a quel sito, adesso va di moda, di quel sito che vende tutte schifezze, tu fai la pubblicità al tablet che costa zero, e uno dice: ma come cazzo fa questa resa? Silenzio, Varin. No, io no, non pensate che sia ben chiaro. Io faccio la pubblicità all'olio Acerbis. L'olio Acerbis. Santa polenta. È già finita la rassegna stampa, ci sentiamo domani. Ah no, deve ancora iniziare. Allora schiaccio il bottone magico, e vi porto su Avvenire, che tu dici: come sta il Papa? Come sta il Papa? Non chiedetelo ad Avvenire, perché Avvenire in prima pagina non ne parla quasi mai. Infatti il titolo principale è "Schiaffo all'Ucraina". Da Trump, pesante attacco a Zelensky, un comico dittatore che ha cominciato la guerra. I vescovi USA citano in giudizio l'amministrazione per lo stop ai fondi destinati ai rifugiati. La Casa Bianca accelera sulla soluzione negoziata solo con Mosca. Europa ancora in ordine sparso. Con una svolta di 180 gradi rispetto agli ultimi 3 anni di politica estera americana, Donald Trump si allinea alla posizione russa sulla guerra in Ucraina e liquida Zelensky come un dittatore mai eletto, un comico mediocre che è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti per una guerra che non avrebbe mai vinto. Una reazione, quella del presidente USA al no ricevuto la settimana scorsa da Kiev sulla proposta di consegnare agli Stati Uniti la metà delle terre rare ucraine in cambio del sostegno militare. Hai capito? Zelensky ha detto: no, non siamo in vendita, e Trump gli ha risposto. Intanto la Conferenza Episcopale Americana ha citato in giudizio l'amministrazione per lo stop ai fondi destinati all'accoglienza dei rifugiati. Così mette la notizia il quotidiano Avvenire, che sì, c'è là la fotografia, c'è la foto dei lumini, infiammazione in miglioramento al Gemelli, tutti con il Papa, Meloni in visita, va bene. Fine vita, vescovi preoccupati. Evitare i giochi al ribasso, non diventi un tema politicamente orientato né tantomeno sottoposto a polarizzazioni o giochi al ribasso, perché la dignità non finisce con la malattia. La CEI interviene nel dibattito scaturito dall'approvazione della legge regionale toscana sul suicidio medicalmente assistito, esprimendo preoccupazione per le recenti iniziative regionali sul tema del fine vita. In una nota, la presidenza CEI ricorda che i binari entro cui il tema del fine vita va declinato sono: primo compito della comunità civile del sistema sanitario, assistere e curare, non anticipare la morte. E lo ha scritto Avvenire, e oggi lo scrivono un po' tutti i quotidiani.
A proposito di tutti i quotidiani, dove vado? E anche voi in questo caso potete darmi indicazioni. Sono pieno di notizie di prime pagine. Quali mi indicate voi? 340 67 09 659. Datemi una via d'uscita. Ce l'hanno tutti. Prima io, no, voglio io andare qua. No. E allora sai cosa faccio io? Vado sul quotidiano Il Tempo, che ha anche qui, sai, uno cerca di migliorare il quotidiano comunista, si può sempre fare meglio, e Il Tempo molto spesso ci riesce con un titolo ad effetto: vaffa, puntini puntini, vaffa, puntini puntini, nzino, vaffanzino. Ecco la trattativa segreta Conte-Grillo. Dopo la Costituente lo statuto resta intatto, Beppe ancora garante. La mediazione tra l'ex premier e il fondatore per non finire a carte bollate. Ma di spalla l'inchiesta del Tempo. Esplode Passaportopoli. Arrestati 3 funzionari, così fabbricavano i visti. Tajani, la task force funziona. Passaportopoli si allarga e scoppia il caso Bangladesh. In carcere 3 funzionari italiani dell'ambasciata di Dhaka. Sono oltre 130 le ispezioni ordinate dal ministro Tajani. Un bel magna magna per avere i visti. E infatti se ne occupa Tommaso Cerno. Né sangue né suolo, ma ius Italie, scrive Cerno quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Per la prima volta il governo ha messo mano al business dei visti e dei passaporti dei falsi italiani. Passaportopoli. L'inchiesta sollevata dal quotidiano Il Tempo un anno fa è esplosa e il ministro degli esteri Antonio Tajani ha inviato oltre 100 ispettori in giro per consolati e ambasciate di mezzo mondo. Ieri sono stati arrestati alcuni funzionari che lavoravano in teoria per l'Italia. Altri sono stati rimossi e indagati, altri forse ne verranno. La criminalità aveva messo le mani sul sistema di rilascio della cittadinanza italiana, un lasciapassare universale che consente di spostarsi in paesi come gli Stati Uniti o di circolare liberamente in Europa senza averne titolo. Tutto ciò che Tajani è riuscito a scoperchiare ci apre a una riflessione che va al di là dell'inchiesta, dei processi che ci saranno, dei reati in sé, e cioè che in un mondo globale forse la questione cittadinanza non si può esaurire nel binomio esplosivo ius solis, ius sanguinis, perché se uno ius soli propagandistico renderebbe italiani centinaia di migliaia di stranieri che non avrebbero titolo ad esserlo, lo ius sanguinis ha aperto il fianco del paese alle infiltrazioni mafiose che usavano piccoli comuni per simulare discendenze mai esistite. Ma sarebbe ora di porci una domanda: scegliere con criteri moderni chi è italiano perché lo merita e chi invece non lo è perché abusa della nostra Repubblica. Vedete voi come? Basta che sia ius Italie, scrive oggi Cerno sul suo quotidiano Il Tempo. Il Tempo di Osho con i due che si abbracciano, Zelensky e non certamente Trump ma Biden, e Zelensky che gli dice a Biden: cazzo se mi manchi. Lo scontro dittatore comico mediocre, gli ha detto Trump. Naturalmente anche sul Tempo, Francesco, paura e speranza tra miglioramento e fake news, Meloni l'ho visto vigile. E allora che facciamo? Visto che siamo sul Tempo, ho questa tentazione incredibile, sono tentato, vado, sì, mi tuffo subito sul quotidiano Il Tempo, dai, sono curioso questa storia, droga e arresti e il centro migranti si è trasformato in covo dello spaccio. Arrestati in 27, tra loro richiedenti asilo del CAS di Riserva Nuova, ricevevano gli stupefacenti da Valona o Barcellona e li smistavano. Il centro di accoglienza per migranti trasformato in una centrale di smistamento della droga, scrive Rita Cavallaro oggi sul Tempo. Il traffico internazionale è stato sgominato ieri dai carabinieri del comando provinciale di Roma, che hanno arrestato 27 persone tra Italia, Albania e Spagna appartenenti a un'associazione criminale ai cui vertice c'erano trafficanti di Valona, i quali, grazie a un'alleanza con la mafia nigeriana, potevano usufruire della manodopera dei migranti ospitati nel centro
SPRAR di via della Riserva Nuova alle porte della capitale, reclutati dai capi tra i connazionali titolari di permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione dello status di rifugiato. Gli aspiranti richiedenti asilo gestivano la filiera dello spaccio, ricevendo la droga che partiva da Valona o da Barcellona con un sistema collaudato e infallibile che prevedeva l'utilizzo dei migranti come corrieri, i quali viaggiavano con la droga sui mezzi pubblici attivi sulle tratte internazionali. Una volta a Roma, lo stupefacente veniva introdotto all'interno del CAS di via della Riserva Nuova, trasformato nel centro di stoccaggio dagli stessi ospiti che occultavano la marijuana nelle loro stanze e preparavano i panetti per lo smistamento in Italia da inviare al sud, soprattutto in Puglia, e le dosi da affidare agli spacciatori delle piazze locali della capitale. Hai capito? E poi si dice che questi non hanno voglia di lavorare. Mazza se lavoravano questi direttamente nel centro per i poveri immigrati. Ne parla a pagina 5 il quotidiano Il Tempo. Vergogna, vergogna, vergogna. Ma a pagina 6 c'è lo scandalo Passaportopoli. Esplode il caso Bangladesh. Arrestati 3 funzionari, così fabbricavano i visti. Lavoravano all'ambasciata a Dhaka, il referente bengalese a un ristorante a Roma. L'indagine è partita dalla denuncia del deputato di Fratelli d'Italia Di Giuseppe. È solo l'inizio. Cittadinanza, permessi, immigrazione illegale. Se ne è occupato Il Tempo ed ecco la bolla che esplode. E oggi Il Tempo è da comprare, decisamente, anche perché se siete elettori di Forza Italia e oggi c'è il trionfo di Tajani, oltre 130 ispezioni ordinate proprio da lui, da Tajani. Ecco i frutti dei nostri controlli. Il ministro degli esteri rivendica il lavoro della task force, contrastiamo la corruzione nei visti, ogni attività illecita anche sulla pelle dei bisognosi sarà fermata. Giusto denunciare, ispezioni mirate a verificare singoli settori dopo segnalazioni sui visti, ma anche sulla cittadinanza. Oggi celebriamo Tajani sul quotidiano Il Tempo e a ben vedere, insomma, e dai, ha fatto cose importanti. Cosa c'è? Non si può elogiare Tajani, capisci? È una Radio Libertà, cioè. Dai, lasciatemi un po' scherzare, altrimenti vi porto su Repubblica, che ha solo un titolone grosso grosso. Trump insulta Zelensky. Come osa? Dittatore mai eletto e comico mediocre. Il conflitto non doveva cominciarlo. Ma anche Musk attacca e Mosca applaude. Il presidente ucraino, ieri l'abbiamo visto veramente attapirato, vive solo di disinformazione russa. Macron e Starmer da Washington, parole inaccettabili. Conte si schiera con la Casa Bianca, smascherata la propaganda bellicista. Io Conte non lo bacio però, no, Conte no, no. Non cominciate adesso a fare il murales, Sammy Varin bacia Conte. Niente bacetti, cuoricini, un cuoricino, va bene, niente di più. Siamo su Repubblica, state attenti, i medici, il Papa in lieve miglioramento, la visita di Meloni era di buon umore. E poi il caso Paragon, il governo sotto accusa. Siamo sempre su Repubblica, chiaramente Repubblica dà la colpa al governo. Siamo su Repubblica e ci rimaniamo perché a pagina 28, vi porto subito pericolosamente all'interno di Repubblica, seguitemi, sono il vostro Virgilio, il rilancio della Lega sulla rottamazione via al disegno di legge. Martedì al Senato sarà incardinato il provvedimento sfida a Leo, indagine conoscitiva sul magazzino delle cartelle. Quindi la Lega vuole puntare sulla rottamazione delle cartelle. 2 segnali in 15 minuti, scrive oggi Giuseppe Colombo su Repubblica. In Parlamento per alzare il livello del pressing sugli alleati, togliere alibi e dettare la linea. Ecco il piano di Matteo Salvini per rilanciare la rottamazione delle cartelle fiscali in 10 anni. Se siete curiosi è tutto da leggere quello che sta avvenendo in Parlamento da parte di una Lega che è professionista, grazie anche a un certo Roberto Calderoli che da sempre dà consigli importantissimi per portare avanti una linea che è vista
positivamente anche dagli alleati, ma diciamo Forza Italia vorrebbe altro e dice meglio abbassare le tasse. Se però le tasse che bisogna pagare la gente non le paga, forse bisogna trovare anche un'ulteriore situazione. Ci penserà la Lega e ci pensa quest'oggi il paginone che ci riserva sul quotidiano Repubblica. Dove vado, dove vado, dove vado? Vado, che tra poco c'è la pausa, 7.56, poco tempo, e allora vado, no, il Corriere no, vado sul Fatto Quotidiano che mi piace molto. Zelensky e Trump a pesci in faccia, e almeno lui è sincero, e dai, cosa chiede Putin? Apre a Kiev, non sarà esclusa dal tavolo. Gli analisti Soldatov e Borogan, più che il Donbass, pretende il rispetto dagli Stati Uniti. Sic Transit fa spot a Mosca, dittatore comico mediocre. Insomma, questi sono tutti gli stracci che volano, e in prima pagina sul Fatto Quotidiano ci sono i due con i guantoni da box, Zelensky e Trump. In taglio alto però c'è il Senato restringe il salva sala, condono solo per i suoi abusi. Il testo sarà emendato, così si allungano i tempi. A Palazzo Madama maggioranza e PD sono pronti a correggere il testo uscito dalla Camera. L'idea è che non sia più una norma interpretativa che possa valere per il resto d'Italia, così segnala quest'oggi il Fatto Quotidiano. Ho tempo per leggervi anche la prima pagina del Giornale, anche qui gli stracci che volano. Dittatore comico mediocre, Trump fa a pezzi Zelensky, dicendo una cosa che tutti noi pensiamo, almeno in piccola parte, ditemi se sbaglio. 340 6709 659, tra poco leggo i vostri WhatsApp, però ribadisco e discoriba, un conto è dircelo tra di noi a Radio Libertà, un conto è che lo dica Trump proprio su ogni media mondiale. Il leader ucraino lo attacca, crede alle bugie di Mosca, e Donald liquida lui e l'Europa. Hanno fallito. Macron e Starmer presto a Washington. Imbarazzo a Palazzo Chigi. Conte sposa la linea anti-Kiev e rompe col PD. Sempre in prima pagina, siamo sul quotidiano Il Giornale, Papa Francesco migliora, Meloni reattivo e spiritoso, ma c'è anche il presidente russo Vladimir Putin, il mistero degli incontri, lo zar e il tycoon nemici con una sola voce. Tra i richiami, minimo il racket migranti, mazzette in cambio di documenti, visti d'ingresso in Italia in cambio di soldi e vacanze di lusso, 2 dipendenti della Farnesina impiegati in Bangladesh arrestati, e infine nuove direttive. Agricoltura, adesso l'Unione Europea volta pagina. Dopo la messa in discussione dello stop ai motori diesel e a benzina, l'Unione Europea cambia direzione anche sulle politiche agricole. E qui ci fermiamo, abbiamo qualche minuto di pausa, abbiamo un artista, lo facciamo presentare. Cosa ne dici, Simone? Dai, dai, dai. L'artista delle 8 è sempre un pianista, e non so perché abbiamo cominciato con questa tradizione e la proseguiamo volentieri. Alle 8 c'è sempre in onda un pianista indipendente, ciò vuol dire che non è un nome che gira facilmente sulle radio blasonate della nostra bella Italia, ma addirittura a volte sono più conosciuti all'estero che in Italia. Oggi diamo la parola a Sam Giacomozzi. Senti qua. Salve a tutti, sono Sam Giacomozzi, un pianista marchigiano, da tempo attivo sul fronte piano cover, colonne sonore, inediti. Ho delle scuole di musica e per me la musica è la massima possibilità di condivisione. Per questo motivo ringrazio Sammy Varin della possibilità e auguro a tutti voi, ascoltatori di Radio Libertà, un buon ascolto. Buona musica a tutti.
Dai, che dolcezza, che romanticismo. Dai, With a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. La cover è del pianista Sam Giacomozzi, che ho trovato per caso su Instagram. Non è mio parente, non lo conosco, però effettivamente, siccome su Instagram mi controllano, sanno tutto di me, quanti peli ho sotto le ascelle, eccetera, e giustamente mi propongono automaticamente a volte questi artisti. Io scelgo assolutamente artisti sconosciuti, territoriali, lui arriva dalle Marche, ma soprattutto ogni settimana incide una cover differente, oltre anche a molti pezzi originali. Cercatelo su YouTube, Sam Giacomozzi. Complimenti naturalmente, e grazie anche a tutti quelli che mi scrivono mail sammy.varin@radiolibertà.net per proporsi, perché ci sono cantanti, artisti, registi, autori, chi scrive libri, e io ogni giorno do spazio, per quanto riesco, anche all'interno della rassegna stampa, a chi ha ancora coraggio e soprattutto a chi ha ancora qualche cosa da dire. Non è facile avere qualcosa di diverso da raccontare oggigiorno. A proposito di raccontare, vediamo cosa mi scrivono i nostri ascoltatori al 340 6709 659. Buongiorno a tutti, vorrei un commento, se la notizia è corretta, su Trump che ha mandato a casa 15.000 dipendenti dall'Agenzia delle Entrate e un ripulisti generale dell'FBI. Come al solito, via dall'Unione Europea subito, via dall'euro subito. È sempre lui, signori, è Corrado, metalmeccanico da Treviso. Questo prima o poi arriva qui, fa la rivoluzione. Buongiorno a tutti i radioliberisti, buongiorno a voi che mi avete appena acceso, buongiorno in particolare a chi ci segue a casa, sdraiato sul letto e non si muove di lì tutto il giorno, magari perché giustamente è malato e malandato. Mamma mia, siamo un po' tutti malandati, broncopolmoniti a go go, e cerchiamo, insomma, quando c'è la bronchite, di non farla peggiorare. Me raccomando, e ci teniamo ai nostri ascoltatori. Buongiorno Sammy, lasciamo perdere Trump, vediamo l'ipocrisia totale dei leghisti pro eutanasia. Forse non è ancora chiaro che la dittatura oggi si chiama democrazia? Beh, caro Marco, come dico sempre, la verità sta nel mezzo. È giusto anche capire qualcosa, e per capirlo chiaramente, come ha fatto Matteo Salvini, ad esempio, ha fatto un sondaggio tra tutti coloro che lo seguono, e sono milioni, per capire se bisogna farla questa legge oppure no, e la risposta è stata sì. Un briciolo di poesia, ci scrivono anche le poesie qua, guarda qua: candidezza sui fianchi spigolosi di roccia fusa, splende come la pelle di lei neve. Sta scendendo la neve da qualche parte oggi, ma c'è una bellissima giornata. Tu sei andato a sciare, poi non sei andato a sciare, col cazzo, vado a sciare, c'era brutto tempo. Buongiorno Sammy, sono andati tutti dietro al dittatore ucraino, paladino della democrazia, e adesso, meno male che almeno gli americani hanno saputo cambiare. L'Europa purtroppo ha perso l'occasione, e adesso ciao Sammy, prendimi pure per deficienti. Ma no, ci sono già io. Ma io ancora non ho capito bene perché è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Non ha capito. Potete aiutare questo ascoltatore, per favore? 340 6709 659. Dopo le 9 apriamo anche le... Non ha capito Mario. Zelensky non mi è mai stato simpatico. Di certo Trump è stato eletto, mentre l'ucraino teme le elezioni. Poi anche sta cosa dei sondaggi, Trump gli ha detto che è al 4%. Zelensky non sapeva più cosa dire. No, ma solo al 54-57%. L'ucraino teme le elezioni. So che ci sono stati un sacco di morti e danni. Prima finisce, meglio è. Naturalmente. Leggi l'editoriale di Secchi. E questo che è fratello di Secchi, ogni giorno me lo scrive. Come vola alto, analisi acuta con attenta ponderazione che dissipa i fumogeni delle nebbie mediatiche. Sono qua col fumogeno verde, no?
dei repubblichini di Repubblica, volte solo a confondere e coprire le porcate demenziali di Biden e C. Beh, insomma, io devo cercare comunque di farvi un po' scaldare. So che leggendo Repubblica vi faccio scaldare, e come? Assolutamente sì. Vai a casa e fai tornare Giulio. Grazie, c'è anche chi si sveglia e subito pensa a me. Appunto, come dici tu su Zelensky, saranno dei retroscena che probabilmente la verità sta nel mezzo. È vero, Marco? Come fa un Maranza a meritare la cittadinanza italiana? E c'è qualcuno che gliela vuole dare facilmente, proprio all'interno del centrodestra. Vi ricordate febbraio 2022? La Russia ha un PIL come la Spagna, per batterla basteranno le sanzioni economiche. Via la ballerina putiniana e così pure il direttore d'orchestra. Cancellato pure Dostoevsky, indegno perché russo. Via le navi russe dai nostri porti, via gli aerei. E il dragone, volete la pace o i condizionatori? Ricordiamo. E giù armi, carri armati, cannoni, munizioni, e sempre in segreto perché il popolaccio non è degno di sapere. Poi è andata come doveva andare. Ma che bravi gli intelligenti, i sapienti, quelli che sanno, i giornali mainstream. Complimenti vivissimi. E soprattutto complimenti ad Albano, che tra poco andrà in Russia a cantare, ma sarà il concerto per la pace, quindi quando ci andrà sicuramente ci sarà la pace. Buongiorno Sammy, questi grazie a Trump non arrivano a mangiare la colomba, il fegato li scoppierà prima. Avanti così, Fabio da Vercelli. Ancora i WhatsApp che mi stanno arrivando al 340 6709 659. Facciamo così, diciamo pure noi poveri diavoli buoni solo a fare carne da macello a quei signori che fremono per dichiarare guerra. Ma voi cosa fate? Vi rintanate nei vostri bunker ipersicuri? No, non siamo d'accordo. Prendete anche voi il vostro fuciletto, l'elmetto, gli stivaloni. Io penso a Sumaoro quando mi dici stivaloni, e via andare. Facciamo una scommessa, nessuno più parlerebbe di guerra. Ancora. Salvini, quando fa le cose buone, bisogna riconoscerglielo. Questo è un problema, ragazzi miei, è un problema perché ci abbiamo tutti i quotidiani contro. Sammy, aspettiamoci molti omicidi, altro che suicidio assistito. Nostro Signore non ha mai accennato a un simile fine vita. Mi meraviglia che siano i governatori della Lega in prima linea. Sicuramente nel momento del giudizio soprannaturale ognuno di noi avrà il proprio verdetto. Sicuramente Bossi non si sarebbe mai espresso così. Ma sai Gio, io sono del parere che i governatori devono anche sentire cosa chiedono i propri cittadini, chi vive nella propria regione, e cominciano a essere in molti a chiedere questa dolce morte, ma ti parlo naturalmente di persone inguaribili, allettate, che vivono grazie a macchine, eccetera. Quindi bisogna mettere semplicemente dei paletti che vengano assolutamente rispettati. Ancora WhatsApp? No! Devo andare, devo ritornare. No, mi aspettate fuori, se no. Siete lì, molti di voi stanno per spegnere la radio perché magari entrano in ufficio. Vi ricordo che questa rassegna stampa ha l'onore di andare in replica la sera dalle 20 alle 21 con il meglio e il peggio della rassegna stampa, quindi un pezzettino ve lo beccate anche la sera, compresi i vostri WhatsApp. Ero sul giornale e ci rimango perché giustamente gli stracci volano anche qui. Zelensky, attacco a Trump, disinformazione russa. Il leader ucraino replica a Donald, l'inviato USA Kellogg, che fa venire fame, uno pensa che Kellogg, a Kiev per disinnescare le tensioni. Sovranità e indipendenza non in discussione. E ci sono tutti i punti. Chi ha dato il via alla guerra? Trump ha detto che l'Ucraina non avrebbe dovuto iniziare questa guerra. Zelensky gli ha ricordato che invece è stata la Russia a invadere l'Ucraina e a dare via al conflitto. Popolarità interna ed elezioni? Trump ha definito Zelensky un dittatore che rifiuta di indire elezioni nonostante abbia solo un 4% di gradimento. Zelensky ha citato un recente sondaggio, l'hanno fatto lì a Kiev, il suo gradimento è al 57%. Punto 3, contributi ricevuti per la difesa. Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno elargito a Kiev contributi per 350 miliardi di dollari, chiedendone in cambio 500. Zelensky ha chiarito di averne ricevuti
ricevuti 67 da Washington. Punto 4, rifiuto di un accordo di pace. Trump è tornato a citare il diniego ucraino degli anni scorsi a un accordo di pace con Mosca. Zelensky ha negato, dicendosi pronto alla pace, ma garantendo la sovranità del suo paese. Questo ed altro a pagina 2 del quotidiano Il Giornale. Un'Ucraina in Europa, Putin il cavallo di Troia per scardinare il sistema. L'analisi di Roberto Fabbri. Il giochino ricalca quello di Minsk 2015, col paese spezzettato, infiltrato dai russi. Se volete entrare nell'argomento è interessante. Un uomo patetico, dittatore modesto, Donald Vladimir e l'asse degli insulti. Siamo sempre sul Giornale, che poi cambia completamente argomento a pagina 11. Accuse su Paragon. Casarini spiato ma non dal governo. Il retroscena di Gian Michalessin. Nordio alla Camera ha detto intercettazioni solo su ok dei giudici e le date confermano. L'ONG con Fratoianni e Bonelli agita ancora lo spettro di un complotto ma senza prove. Ciriani, informazioni solo in sedi opportune, così racconta il retroscena del quotidiano Il Giornale a pagina 11. Ultima segnalazione, anche questo fa arrabbiare. Domenico Ferrara, pagina 12, lista di chi sciopera, così l'ANM scheda chi non aderisce. Un modulo di partecipazione allo stop del 27 getta il sindacato nella bufera. Un'altra polemica sulle toghe, dopo le parole del nuovo leader Parodi, ci farebbero comodo 2 morti, e oggi sarà in commissione. Retromarcia, smentito Bonaccini, l'Emilia-Romagna ritira la sua proposta sull'autonomia. Il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale del PD, ha annunciato il ritiro della proposta sull'autonomia. De Pascale ha immediatamente polemizzato con il governo in relazione all'autonomia differenziata, che adesso ritiene una soluzione sbagliata. Sarebbe molto intelligente riprendere in mano il titolo V della Costituzione, capire se ci sono competenze che lo Stato dovrebbe riprendere, così come valutare se possano esserci invece altri ambiti che potrebbe aver senso devolvere, ha fatto presente l'esponente del Partito Democratico. Ma la proposta sull'autonomia della regione Emilia-Romagna era stata avanzata dall'ex governatore Stefano Bonaccini, che ora siede tra gli scranni del Parlamento europeo. Così segnala oggi il quotidiano Il Giornale. 5 anni della pandemia, c'è il nuovo piano antivirus, ma mancano fondi e medici. Il paziente zero di Codogno, isolato il 20 febbraio 2020. Ora il protocollo d'emergenza è pronto, ecco i nodi critici. L'argomento vi interessa? È a pagina 14 del quotidiano Il Giornale, che a pagina 15 ricorda anche il governo Conte finisce nei guai. In Italia miliardi di mascherine erano fuori legge. Andiamo su QN, il resto del Carlino. Trump scarica Zelensky, l'Unione Europea sotto shock, ma in taglio alto, come vi dicevo prima, la svolta definita in Emilia-Romagna, autonomia differenziata rottamata da De Pascale, fine vita, faccia Roma. In centropagina Lea, questa ragazzina di 10 anni, travolta e uccisa da un ubriaco. Hanno donato gli organi della figlia i genitori di Lea Stefanovic, la bimba di 10 anni di Altavilla Vicentina, morta ieri in ospedale dopo essere stata investita domenica pomeriggio da un SUV guidato da un 50enne ubriaco. Lea si trovava sul marciapiede di un parcheggio con il papà e il fratellino rimasto lievemente ferito. Il 50enne ora indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Vicenza a 10 anni, falciata sul marciapiede da un SUV, donati gli organi, omicidio stradale, indagato un 50enne. E capite perché bisogna inasprire queste leggi, e chi le ha inasprite, un certo Matteo Salvini della Lega.
troppo spesso viene criticato e crocifisso. Cosa succede alle nostre tasche? Qualcuno se ne accorge? Sì, il governo inizia ad agire, ma c'è l'Europa purtroppo che rompe le palle. Quotidiano Nazionale, pagina 9, finalmente arriva la ciccia o comunque se ne comincia a parlare perché ieri c'era soltanto fumo. Operazione bollette. Il governo studia il decreto. Ipotesi bonus o prezzi calmierati. Il Ministero dell'Economia è a caccia delle coperture per intervenire sul caro gas. Il piano sconti per le famiglie meno abbienti e per le imprese che investono in rinnovabili. Ma soprattutto, dico io, abbassare le accise del gas. Che ne dite? Il problema è che bisogna aiutare le famiglie sicuramente, ma soprattutto le industrie, le aziende, soprattutto quelle più piccole che rischiano davvero la chiusura per gli aumenti pazzeschi del gas e di conseguenza dell'elettricità. Bisogna fare qualcosa, ma se fai qualcosa l'Europa dice guarda lì, guarda, aiuti di Stato. Ecco, adesso dobbiamo capire. Il problema è che se inizi a parlare con l'Europa ragazzi miei, arriviamo all'estate e il prezzo tranquillamente diminuisce. Guarda qua, dove siamo? Siamo ancora siamo su QN? Siamo ancora su QN, ragazzi miei? Sì. Eccola qua la notizia. TikToker del caso Roccaraso a processo per spaccio. La famosa influencer, ormai famosissima, Rita De Crescenzo, è andata anche a Sanremo, ma non dentro per fortuna, fuori a cantare. TikToker Rita De Crescenzo, quella del Roccaraso che ha riempito il pullman, tutti i napoletani a Roccaraso, a processo per spaccio. Sono cose del mio passato, non fanno più parte della mia vita, volete sporcarmi adesso che sto vivendo un momento bello. Rita De Crescenzo, la controversa TikToker napoletana, famosa da ultimo per essere stata la principale animatrice dei viaggi in pullman a Roccaraso, replica sullo stesso social che l'ha resa famosa alla notizia della sua imputazione in un processo per droga. Sono cose vecchie che io ho già raccontato, non fanno più parte della mia vita. Dovete fare sempre casini, mo che è il mio momento, un momento bello che sto passando, volete sporcarmi. Lasciatemi in pace. In passato tutti quanti abbiamo fatto dei peccati, aggiunge la TikToker. E vabbè. Tacciamo di infinite cose? No, avanti ancora e su QN chiaramente la notizia della piccola di 10 anni morta, investita da un ubriaco. IPM è omicidio stradale. Intanto stanno arrivando una marea di WhatsApp al 340 6709 659. Grazie. Chiaramente alle 8:30 ricomincio a fare un altro veloce giro ancora sul quotidiano Il Tempo. Anche qui droga e arresti e il centro migranti si è trasformato in covo dello spaccio. Che vergogna! Arrestati in 27, tra loro richiedenti asilo del CAS di Riserva Nuova, poverini. Ricevevano gli stupefacenti da Valona o Barcellona e li smistavano. Signori, se passate dall'edicola, oggi Il Tempo è chiaramente molto pieno. Chiaramente anche lo scandalo Passaportopoli, esplode il caso Bangladesh, arrestati 3 funzionari, così fabbricavano i visti. E poi, anche in questo caso, oltre 130 ispezioni ordinate da Tajani, ecco i frutti dei nostri controlli. Ok, che non si dica che poi parliamo male di Tajani, eccetera. La stampa, il quotidiano La Stampa, Trump, guerra a Zelensky. Washington chiede elezioni a Kiev, il presidente ucraino, lui vive in una bolla di disinformazione russa. Il leader USA, dittatore mai eletto, comico mediocre. Reportage da Odessa, Putin bombarda gli ospedali. Mattia Feltri, il suo buongiorno è un buongiorno strano. Si intitola Malgrado Schlein.
Non sono un acceso fan di Ellis Line, ma le riconosco perlomeno un notevole successo, sebbene molti lo considerino il più notevole degli insuccessi, e tale è probabilmente per lei stessa. Al suo Partito Democratico appartiene il record mondiale di correnti, 10. Tante sono, secondo la più fresca ma probabilmente non esaustiva contabilità. Nel PD abbiamo i Dems, i giovani turchi, Energia Popolare, Crea, Area Dem, persino una corrente che si chiama Compagno è il mondo, e tra le 10 è annoverata pure la corrente di Slane, la cosiddetta corrente dei fedelissimi. E sebbene sia un po' truffaldino chiamare corrente quella che esprime la linea della segretaria, visto che la segretaria dovrebbe esprimere la linea del partito e le correnti le linee in competizione, ma vabbè. Con umoristico maramaldesco in questi giorni si tirano fuori le tambureggianti dichiarazioni di Slane al tempo della campagna delle primarie, quando prometteva, una volta innalzata la leadership, di radere al suolo le correnti e spargerci sopra il sale. E però tutti quelli che ridono della profusione correntizia del PD sono intimamente e inconsciamente putiniani, perché sognano la donna o l'uomo forte anche a capo del loro partito, finalmente in stivali neri. E stravagante sono gli stessi che si scandalizzavano per i partiti personali altrui, nei quali il capo è indiscutibile e indiscusso. Se c'è qualcosa che ancora rende il PD interessante è proprio la presenza delle correnti, al netto di qualche eccesso d'anarchia, che animano il dibattito interno e armano le sante lotte di potere. E dunque, viva Slane, malgrado Slane. Così Mattia Feltri quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Giro pagina, mi addentro, vediamo un po'. Ah, il quotidiano La Stampa, uno dei pochi che ne parla approfonditamente quest'oggi, dopo giorni che altro quotidiano genovese ne parlava. Petroliera è terrorismo, l'ipotesi delle 2 bombe piazzate dai sub a Savona. Ci è arrivato anche il quotidiano La Stampa dopo il secolo XIX, che ormai da giorni ne parlava. Svolta della procura di Genova, è stato un attentato, le prove sono evidenti. Il caso arriva in Parlamento, interrogazione del PD, il governo deve spiegare. Danno la colpa naturalmente al governo, con la foto della Sicilia ormeggiata al largo di Savona, che sarebbe stata raggiunta in rada da alcuni sommozzatori in grado di piazzare gli ordigni sullo scafo. E scrive in retroscena Tommaso Fregatti e Matteo Indice: la svolta all'indagine impressa dalla procura di Genova certifica che agli occhi degli inquirenti le deflagrazioni sulla petroliera Sigebel ormeggiata al largo di Savona sono state causate dall'esplosione di 2 bombe piazzate con finalità terroristiche, con ogni probabilità quando la nave era già in rada nel Savonese. Chi le ha posizionate? L'ipotesi, sicuramente la Meloni, che sa nuotare benissimo, l'ipotesi prevalente è che siano stati alcuni sommozzatori grazie a un sistema di copertura orchestrato da terra, e in questa direzione portano alcuni riscontri al momento coperti dal massimo riservo, sebbene non sia un mistero che sono già stati sentiti numerosi testi, esaminati diversi video. E l'ambito in cui va ricercato il movente è da ricercarsi negli scenari aperti dalla guerra russo-ucraina, in primis nelle conseguenze commerciali dell'embargo al petrolio di Mosca. E qui naturalmente mi fermo, se no scusa, dovete comprarlo, il quotidiano La Stampa dovete comprarlo, e anche no, mi scrive qualcuno al volo, mamma mia quanto siete veloci. 8:26, dai, c'ho ancora una manciata di minuti. Il quotidiano La Verità la mette in prima pagina, chissà come mai questa notizia. Caccia alla flotta fantasma russa, si indaga per terrorismo. Bomba sulla petroliera in Liguria, la pista degli attentatori ucraini.
L'esplosione al largo di Savona fa il paio con un episodio analogo nel mare libico. L'intelligence internazionale sospetta attacchi di Kiev alle navi che triangolano il greggio di Putin. La guerra è sbarcata nel Mediterraneo. Scrive Giacomo Amadori quest'oggi sulla Verità, che sicuramente la racconta in maniera diversa rispetto alla Stampa. La guerra tra Russia e Ucraina potrebbe essere arrivata nel Mediterraneo, o meglio sulle coste italiane. A portarcela potrebbero essere stati terroristi di Kiev. Il sostantivo non è usato in modo improprio, dal momento che sull'esplosione avvenuta a bordo della petroliera per greggio Sea Javel, un bestione lungo 245 metri, largo 42, a largo di Savona, nella notte tra il 14 e 15 febbraio, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per terrorismo. Il cargo, battente bandiera maltese, attualmente ormeggiato nel campo boa davanti alla costa savonese per uno squarcio nello scafo provocato, come detto, da un'esplosione. L'ipotesi di reato è naufragio aggravato dal terrorismo. In centropagina, centrale dello spaccio nel centro per rifugiati. Smantellato un sistema di vendita della droga che ruotava attorno al complesso di accoglienza di Roma. Da lì i nigeriani con permesso di soggiorno smistavano la merce. Giudice a Crotone sia al fermo della nave dell'ONG. Fabio Amendolara e Mirella Molinaro, smantellato un giro di droga tra Albania e Italia. La merce arrivava a un centro rifugiati alle porte di Roma, dove veniva smistata da nigeriani con permesso di soggiorno. Arrestate 27 persone. Intanto a Crotone un giudice conferma il sequestro dell'Humanity One. Ha ignorato l'ordine dei libici di lasciare la zona SAR, rischiando di far affogare i migranti. Ultima segnalazione dal quotidiano La Verità, conferenza stampa sullo scandalo delle mascherine, ma Ronzulli e compagni non gradiscono. Fratelli d'Italia, commissione Covid oscurata, Forza Italia si smarca. Non si può dire che si sentisse la mancanza della senatrice Licia Ronzulli nel dibattito sulla gestione pandemica, dopo lo sfrenato attivismo dei primi anni pandemici al servizio dei vaccini e di chi li produce. Tutto da leggere l'articolo quest'oggi, e lo sapete, La Verità è uno dei pochi che se ne occupa ogni giorno, a pagina 12 e 13 sul quotidiano La Verità, e a pagina 19, chiedo scusa, a pagina 12 e 13 c'è quello sulla centrale dello spaccio. Ma qui ci fermiamo, signori, certo, c'è la pausa delle 8:30 e poi c'è la canzone indipendente. Mamma mia, questa la devo annunciare e non ce la faccio, è un pezzo di Shard, artista che ben conosciamo perché lo si trasmette ogni singolo, ma questa volta è un brano popolare sullo stile dello stornello romanesco, divertentissimo, ma è difficile da pronunciare e non lo so, magari io lo faccio pronunciare a Simone, vediamo se ce la fa. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il tempo è in miglioramento sul nostro paese, con temperature in aumento e schiarite in arrivo. Al mattino il cielo risulterà ancora nuvoloso sulla fascia tirrenica, con qualche pioggia su Lazio, Bassa Toscana, ma anche sulla Sicilia ionica. In giornata poi assisteremo a un deciso miglioramento al nord e in Toscana, condizioni stazionarie sul resto della penisola. Valori termici in aumento dal pomeriggio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa
abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che, insomma, parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi i vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua, poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più, e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco, da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, a casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Per me chiamarlo olio extravergine di oliva vuol dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
È fuori, è fuori, è fuori. Pensate che questa canzone l'hanno proposta alla commissione di Sanremo, no? E gli hanno detto no. Si chiama Shard, simpaticissimo questo brano popolare dal sapore accattivante, nel tipico stile dello stornello romanesco. Qui si canta del caro vita, della politica, delle guerre. Attacca tappanana, che c'entra la banana, sicuramente. Attacca tappanana. Ok, chi ora che per intendere intende, chi non ha capito lo può andare a ricercare. Shard su tutti gli store digitali, anche su YouTube, e prossimamente lo sentiamo, perché noi siamo controcorrente, lo sapete. Quello che trasmettiamo noi non viene trasmesso sulle altre radio, a volte c'è un buon motivo, ma in questo caso è divertentissimo. E poi quando ci sono le lingue, quando ci sono i dialetti, siamo stati la prima radio che ha trasmesso musica in tutti i dialetti, in tutte le lingue italiane. 8:37, il buongiorno si sente dal Varin, sono proprio io, Sammy Varin, questa è Radio Libertà, c'è Simone in regia, ma soprattutto ci siete voi che ce lo avete molto duro politicamente questa mattina e mi state inondando di WhatsApp al 340-6709-659, in moltissimi mi ricordate che c'è Matteo Salvini questo venerdì 21 febbraio a Palazzago in provincia di Bergamo, alla festa della Lega di Palazzago, questo venerdì ore 21. Uno dei governatori che ha dato retta al popolo ha ammazzato Cristo. Buona giornata, ci scrive Dario. Il modo in cui gli USA, prima e dopo, come la Russia, usano l'Ucraina è schifoso e le parole di Trump lo confermano. Il minimo che possiamo fare come Europa è almeno evitare che pure venga ammazzato Zelensky, tanto siamo irrilevanti, ma io trovo disgustosa questa spartizione dell'Ucraina tra i due e trovo molto coraggioso questo popolo orgoglioso della propria indipendenza, che mi dispiace non sia apprezzato dalle vostre parti e penso che invece lo dovrebbe. Ha solo avuto la sfortuna geografica di essere nato su un'autentica miniera d'oro, così ci scrive questo ascoltatore. Per me la guerra è stata voluta dagli Stati Uniti, ci scrive Pietro, e vai. E ancora, qual è una caratteristica di un leader politico? Il tempismo e leggere il futuro per prospettiva politica. Senza fare nomi, noi li abbiamo nel centrodestra. Vediamo governo con Draghi, elezioni presidente, politica dei clandestini, sindaco di Milano, Roma, Verona, guerra dell'Ucraina. Basta così, cara Lega, quante occasioni perse. Unione Salvini-Verdini non dà segnali di essere adeguata, troppi errori di tempismo politico, fermi all'8% e ora altro dietro front, sempre troppo tardi. Che bassi politici. E poi, ce n'è per tutti i colori. Come mai Salvini non ha chiesto se gli italiani sono stati d'accordo con il mandare miliardi e armamenti al cocainomane? Ci scrive Marco, che doveva fare il referendum su ogni roba, ragazzi, diventava radio referendum. Fa bene all'umore di prima mattina la stornellata romana, è bellissima. Grazie per i complimenti a Shard, scritto SHARD, cercatelo su YouTube, appare. Il titolo è un po' difficile da scrivere, già non riesco più a dirlo. Attacca tappanana. Oh, che fatica, che fatica. Buongiorno a tutti, assolutamente non voglio fare rivoluzioni, ci sono persone a Roma e Bruxelles pagati profumatamente per uscire dall'Unione Europea e dall'euro. Distinti saluti, è sempre lui, il metalmeccanico di Treviso. Ritorno a palla, a bomba sui quotidiani, ma alle 8:45, tra 5 minuti, avremo anche una parlamentare della Lega in diretta sul quotidiano La Verità. Oltre al giro di droga tra albanesi e nigeriani, base dello spaccio il centro rifugiati, visti di lavoro venduti a 15.000 euro, ai domiciliari 2 funzionari italiani dell'ambasciata in Bangladesh rilasciavano i documenti in cambio di regali di lusso, biglietti aerei e investimenti negli Emirati. L'avete capito? È tutto magna. Oltre a questo, sul quotidiano La Verità, taglio alle bollette. C'è da scalare il muro UE. Oltre al nodo risorse, l'obiettivo è trovare 4 miliardi per le famiglie e le imprese.
Il governo sta trattando con Bruxelles, avete capito perché si fa tardi? Stiamo trattando con Bruxelles per evitare che alcune misure vengano considerate aiuti di Stato. Ancora una volta è l'Europa che ci blocca. L'opposizione minaccia di scendere in piazza, ma non ha proposte alternative. Chiaramente, quando l'opposizione attacca, lì ci giriamo e diciamo: ma avete visto che cosa ha provocato questa Europa, le vostre manie di green e tutto quanto? E tra poco ne parliamo, tra poco avremo il qui Parlamento e parleremo di mille proroghe e di quello che l'opposizione ci tira addosso. Intanto ancora certamente quotidiani. Dove siamo? Dove siamo? Siamo sul quotidiano Libero. Un bel titolo potente. Trump spacca tutto. Senza pace in Ucraina, mentre in Italia. Washington, Donald attacca Zelensky, dittatore mai eletto e comico mediocre. Roma, casino totale a sinistra. Conte tifa per la Casa Bianca, il PD la odia, è rissa in TV. Ma in centropagina c'è Macron, il piano Macron. Truppe europee per garantire la tregua a Kiev. Tossisco appositamente. Missione con Starmer negli Stati Uniti. Daniele Capezzone, il suo editoriale si intitola Buone notizie, l'Europa è scomparsa. E poi la cronaca, 5 arresti a Roma, mazzette per i visti degli immigrati irregolari, inchiesta dell'antimafia, il centro di accoglienza Covo dello Spaccio. Alessandro Dell'Orto si occupa sul quotidiano Libero anche del giallo di Acerra, i pitbull e la bebè uccisa, tutto quello che non torna. Una bimba di sole 9 mesi, Giulia morta, un pitbull di 25 kg, Tyson, sospettato di averla sbranata, un padre, Vincenzo, indagato per omicidio colposo e omesso controllo, ma anche le telecamere di sorveglianza, l'hashish, i sorprendenti esami veterinari, un'ora e mezzo di mistero, il microchip, le accuse e qualche bugia. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Libero, che si occupa anche del brano estone sull'Italia. Dai, non ditemi che non l'avete ricevuto sul vostro telefonino. Dopo, se fate i bravi, ve lo faccio sentire. Il rapper ci sfotte? Meglio riderci su, scrive Alessandra Menzani. In effetti, ribadiamo, cioè in quel festival, all'Eurofestival, c'è un pochino di kitsch, qualcuno l'ha guardato, c'era un motivo per cui fino a un po' di anni fa non veniva neanche trasmesso in Italia, capito? Perché è una roba impresentabile. Poi chiaro, sono arrivati i Maneskin e è cambiato tutto quanto. Prima ancora c'era stato Toto Cutugno che aveva vinto. Possiamo stare assolutamente sereni noi italiani, perché questo Tommy Cash, l'idolo dell'Estonia, che andrà all'Eurovision con il brano che sbeffeggia l'Italia, si intitola Espresso Macchiato, non sarà il nuovo Eminem. A me mi sta quasi simpatico. Cercate Espresso Macchiato su YouTube, anzi non cercatelo che gli aumentate le visualizzazioni. Qui Parlamento. Qui Parlamento. E torniamo seri, anche se un espresso macchiato non è niente male, ma sentirlo da questo signore qua, proprio la semsta, come si dice a Milano. Grazie per essere con noi alla parlamentare della Lega, Vanessa Cattoi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi e tutti i vostri radioascoltatori, buongiorno. Buongiorno e vediamo dove ci porti quest'oggi. 1000 proroghe, ho sentito la tua risposta alle critiche anche feroci che l'opposizione sta portando avanti verso il governo. Su cosa si basano questi dell'opposizione e qual è il sentore che hai? Su che cosa si litiga sul fronte 1000 proroghe? Vanessa? Beh, diciamo che si litiga, hanno più che altro le opposizioni una memoria corta oppure non prestano attenzione soprattutto alla lettura dei principali quotidiani nazionali, soprattutto quelli che trattano in tema di economia e di finanze, perché anche ieri ci siamo sentiti sbeffeggiati dicendo che questo è il governo delle banane, lo stato delle banane, perché non si danno risposte ai cittadini, non si ha la credibilità e che sembra, insomma, avevano fatto una rappresentazione alquanto allegorica, che presa la parola mi sono permessa di replicare innanzitutto
assoggettando questi appellativi un qualcosa di veramente offensivo, perché comunque sia i titoli dei giornali di questi ultimi giorni dicono che addirittura lo spread ora premia l'Italia. Ci ricordiamo tutti lo spread quando era lo spauracchio per tutti e quando era la clava dei governi, che di fatto anche nella storia non molto lontana del nostro paese mandavano a casa i governi di turno, perché comunque sia lo spread è un indicatore molto importante da tenere sotto controllo, perché altrimenti si rischia veramente di non avere quella credibilità e quella possibilità di portare avanti anche l'azione politica governativa. E poi i titoli dell'altro giorno ci dicono che Piazza Affari è la regina dei rendimenti. Anche qua abbiamo avuto l'indice FTSE MIB che l'altro giorno ha chiuso a 208, superando di fatto i listini sia d'Europa che quelli di New York. E in più abbiamo piazzato in 2 giorni quasi 10 miliardi di euro di titoli di Stato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le famiglie italiane, gli investitori danno fiducia a questo nostro paese, soprattutto danno fiducia al nostro ministro Giancarlo Giorgetti, che grazie alla sua capacità e anche al suo coraggio di fare scelte controcorrenti, perché ricordiamoci tutti che forse politicamente era meglio continuare ad andare avanti con il super bonus, perché è ovvio che chiudere quella emorragia che ancora oggi grava sui bilanci dello Stato per oltre 120 miliardi, forse riuscivamo ad accontentare più persone, anche se in realtà con tanti soldi in realtà le opere che sono andate finalizzate al risparmio energetico sono state gran poche in proporzione. Però il nostro ministro Giancarlo Giorgetti ha avuto il coraggio di chiudere anche questa emorragia che attualmente grava sui nostri bilanci, che ci ricompromette, perché l'opposizione ieri è facile richiedere maggiori disponibilità finanziarie sui capitoli della sanità, piuttosto che cercando di dare aiuti più importanti sotto il profilo finanziario per quanto riguarda il caro bollette. Però io ho ricordato loro che se abbiamo questo impegno di 120 miliardi, sì, adesso il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto che l'altro giorno ci sarà in queste prossime ore un decreto ad hoc per cercare di far fronte al caro bollette. Però è anche vero che in passato stanno subendo le politiche Eurogreen, che di fatto hanno sempre dettato l'agenda politica, soprattutto di una parte politica del Parlamento, cioè del centro-sinistra, perché se ad oggi il nostro paese non è economicamente e non è energeticamente indipendente, lo si deve al fatto che in passato purtroppo si è avuto un approccio dove si è detto puntiamo solo ed esclusivamente sulle nuove tecnologie green, che noi siamo perfettamente d'accordo, però è anche vero che non ci si può affidare solo a queste, perché c'è bisogno di una continuità energetica e tutti i paesi che investono sull'energia green hanno questa continuità energetica dettata dalla presenza delle centrali nucleari. Tutti i paesi europei le hanno, l'unico paese che non le ha è l'Italia, e guarda un po', infatti oggi ci troviamo con cosa? Con l'Italia che ha l'87% in più di costi energetici rispetto alla Francia, con l'Italia che ha il 70% in più di costi energetici rispetto alla Spagna. E quindi questo cosa ci fa capire? Che forse il fatto di avere un approccio sempre ideologico e green spinto, di fatto oggi danneggia anche sotto l'aspetto economico famiglie ma anche imprese. Ecco, quindi che si arriva al discorso della rottamazione, che qua ieri le opposizioni sinceramente ci hanno lasciato alquanto basite, perché si sono totalmente dimenticati che innanzitutto la razza della rottamazione non è assolutamente quello di prestare il fianco agli evasori, e anche ieri l'ho ricordato perché la Premier proprio l'altro giorno l'ha detto anche lei, abbiamo chiuso il 2024 con un record italiano in casso di lotta all'evasione pari a 33,4 miliardi di euro, quindi non mi pare proprio opportuno dire che noi prestiamo il fianco agli evasori, perché mi pare che il governo attuale dimostri l'esatto contrario. E poi la rottamazione vorrei ricordare che non è fatta per chi vuole eludere il fisco, ma chi comunque ha già dichiarato dei redditi semplicemente deve fare delle scelte molto pragmatiche, che sono quelle di dire rimango senza corrente, senza energia e quindi non posso portare avanti la mia attività, oppure procrastino nel pagamento delle tasse, purtroppo. E la scelta obbligata ad oggi è questa, perché l'impatto sui costi fissi di qualsiasi attività produttiva italiana sono nettamente superiori rispetto ai costi fissi, perché appunto si basano prettamente sui costi energetici, rispetto alla stessa azienda che è trasferita in qualsiasi altro Stato europeo dove c'è la presenza delle centrali nucleari. Ma allora qua dobbiamo cercare di fare un'operazione verità e chiarezza e dare a ognuno la propria responsabilità, perché questo governo si sta impegnando anche sul medio e lungo termine per cercare di
invertire la rotta e cercare di investire anche su le centrali nucleari di ultima generazione, cosa fino a che l'altro giorno è sempre stata un tabù. Ma poi è ovvio che nell'immediato si cerca di fare dei provvedimenti che permettano di dare ossigeno, di dare una mano e di dare soldi a questi italiani per far fronte al pagamento dei costi energetici, ma noi siamo in balia dei mercati speculativi, soprattutto nell'ambito energetico, e noi possiamo gran poco, visto che non abbiamo investito in una certa direzione in passato. Con questo non si vuol dire che non si stia facendo nulla, anzi si sta invertendo la rotta, ma ci vuole tempo e ovviamente dobbiamo intervenire nel breve termine cercando di fare in modo che chi produce PIL venga messo nelle condizioni di poterlo continuare a fare, pur essendo locato in un paese come il nostro, dove, ripeto, sotto l'aspetto energetico, soprattutto a scapito non certamente delle politiche di questi ultimi 2 anni e mezzo, ma scelte pregresse precedenti che purtroppo accompagnano la storia del nostro paese, che di fatto oggi ci portano in queste condizioni. Quindi il dibattito di ieri è stato molto su questi termini, soprattutto ricordando anche come la parte più importante legata appunto alla questione energetica si debba comunque ricondurre al fatto che noi ad oggi abbiamo questi imprenditori che basta andare a scendere in piazza o ascoltarli e loro ci dicono: noi siamo costretti e obbligati a scegliere se pagare le bollette o pagare le tasse. Noi abbiamo 1.275 miliardi di imposte registrate e non pagate. Ma secondo voi sono persone che non vogliono eludere il fisco? No, semplicemente non vengono pagate perché non vengono messi nella possibilità di poterlo fare. Ecco quindi che questo governo sta cercando di intervenire soprattutto nei confronti delle fasce più deboli. L'abbiamo fatto col caro energia, lo continueremo a fare, lo abbiamo fatto col taglio del cuneo fiscale soprattutto a favore dei redditi medio-bassi. All'interno di questo provvedimento cerchiamo di dare una mano ai comuni, perché siamo consapevoli del fatto che i comuni siano l'ente più vicino, più prossimo al cittadino e devono dare delle risposte soprattutto in questi momenti. E poi all'interno del milleproroghe comunque siamo intervenuti anche in altri ambiti, penso all'ambito della disabilità, grazie al nostro ministro Locatelli, anche lì è stata inserita la sperimentazione della riforma della disabilità che interessa 9 province, tra le quali anche la mia. Io sono orgogliosa che anche la provincia autonoma di Trento sia stata inserita in questo elenco, perché finalmente si avrà la possibilità di sperimentare questo specifico sistema che è stato individuato dal ministro Locatelli proprio per cercare di mettere al centro le persone con la loro disabilità e fare in modo che questi abbiano la possibilità di avere una serie di servizi che ad oggi risultano totalmente frammentati tra sanità e sociale e quindi rendono difficoltoso anche da parte della persona disabile riuscire ad ottenere determinati servizi. Ecco quindi che anche in questo provvedimento abbiamo inserito in quest'ambito della disabilità un intervento molto importante, questo grazie soprattutto, ripeto, al lavoro del nostro ministro Locatelli. E poi da ultimo ho ricordato come anche sul tema della sanità, anche in questo provvedimento, pur essendo un milleproroghe, abbiamo finanziato 1 milione di euro per la prevenzione del tumore al seno attraverso gli screening gratuiti, quindi anche questo è un altro tema molto importante, essendo anch'io coordinatrice dell'intergruppo insieme per un impegno contro il cancro, l'ho ricordato ieri, e su questo tema non deve esserci divisione tra maggioranza e opposizione, ma dobbiamo essere tutti comunque orgogliosi di riuscire passo dopo passo, provvedimento dopo provvedimento, a inserire sempre qualcosina in più in favore anche dei malati oncologici, e questo secondo me è un altro fattore molto importante. E poi ho ricordato come comunque, tornando alla questione iniziale della credibilità e soprattutto della sicurezza, noi stiamo portando avanti una serie di provvedimenti che hanno il coraggio di non guardare solo alle prossime elezioni, ma soprattutto di cercare di tutelare quelle che sono le future generazioni, perché questo deve fare un politico responsabile. Penso che questo governo sia proprio nel solco di questa via, e decreto dopo decreto, pur avendo una serie di contingenze anche esterne, perché pensiamo ad esempio anche alla questione dei conflitti e quindi delle guerre, che queste ovviamente gravano, anche se adesso in questi giorni si stanno aprendo degli spiragli di possibilità di pace, e quindi questo ci lascia sperare di avere poi anche un contesto macroeconomico internazionale diverso, che quindi permette di avere anche maggiori disponibilità finanziarie. Però quello che possiamo fare noi nel nostro lato politica interna, penso che questo governo stia dimostrando
di continuare a farlo, di saperlo fare, soprattutto, ripeto, perché altrimenti non avremmo la credibilità soprattutto dei piccoli investitori anche italiani che danno fiducia all'operato soprattutto del nostro ministro Giancarlo Giorgetti. Vedete, cari ascoltatori, la Vanessa Catoi meglio di qualunque rassegna stampa ci ha messo sul tavolo lo stato dell'arte di ciò che sta facendo la Lega e il governo su vari fronti, tutto contenuto nel mille proroghe. Vanessa, è stato davvero un piacere ascoltarti, grazie, perché Ci queste mancherebbe, grazie a voi. sono le Ma ci argomentazioni del giorno sulla nostra radio. Buon lavoro Catoi, grazie alla ancora prossima. anche a voi, grazie, alla prossima, grazie, buona giornata a tutti, grazie. Qui Parlamento. Così vi fate un'idea veramente, anche su quelle che sono le schermaglie, chi non ha tempo, chi non ha voglia di andare a cercare su YouTube, eccetera, che si combattono in Parlamento. Tra poco apriamo le linee, così sento anche cosa ne pensate al 340-6709-659 per i vostri messaggi, oppure in diretta allo 0292947222, o ancora una manciata di minuti, allora faccio un giro sul Libero, sì, poi ve la faccio sentire la canzone del rapper, ma naturalmente so che ci tenete. Terra dei Fuochi, il generale Vadalà commissario. Lo sapete, la nomina arriva dopo l'ennesima condanna europea per le inadempienze passate. Bisogna fare qualcosa per la Terra dei Fuochi e l'Europa si è arrabbiata. Adesso arriva il commissario. Via libera anche al decreto sulla pubblica amministrazione. Arriva un generale dei carabinieri per mettere in piedi la bonifica della Terra dei Fuochi. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano Libero. Giro pagina nuovamente, manifesto delle femministe in vista dei cortei, Gaza, Rami e i migranti, l'8 marzo scorda le donne, dalla cittadinanza da regalare a tutti all'odio verso le forze dell'ordine, le associazioni in piazza per qualsiasi cosa tranne che per i diritti rosa. Non una di meno, il manifesto. I femminicidi accadono nei contesti parentali, continuando a fomentare odio e razzismo e militarizzando le città, il governo gioca col fuoco sulle vite di tutti. Ne parla quest'oggi a pagina 8 Massimo Sanvito, naturalmente in vista di quello che accadrà l'8 di marzo. Fanpage si infiltra al banchetto di Fratelli d'Italia e registra gli insulti dei militanti a Schlein, il podcast Gioventù Meloniana, una donna ebrea che critica la segretaria Dem per le sue posizioni sul conflitto in Medio Oriente e dice vorrei vederla impalata. Ira del PD, la Boldrini, violenza inaudita. Vabbè, insomma, l'ha detta al banchetto di Fratelli d'Italia, non l'ha mica detto per radio, per fortuna, che cavolo. Cresce il pericolo frodi con l'olio della Tunisia. Attenzione, se ne parla a pagina 21 di Libero. Attenzione, perché tutti quanti spesso andiamo al supermercato e cerchiamo l'olio extravergine, sì, ma quello più scontato che costa di meno, eccetera. Avete capito che italiano certamente non è. La cosa più grave è che potrebbe essere comunitario, tu dici, sì, lo fanno passare per comunitario, quindi dei paesi della comunità europea, eccetera, ma magari arriva ancora da più in là. Pensate che l'Italia è il primo importatore di olio extravergine dalla Tunisia. Gli agricoltori di Coldiretti fermano un cargo a Civitavecchia. 57.000 tonnellate di olio tunisino a dazio zero. Ne parla Attilio Barbieri quest'oggi a pagina 21 del quotidiano Libero. È il caso di fare attenzione? Direi di sì, e noi poi che abbiamo uno sponsor che nell'olio ci vive da sempre. Tacciamo di infinite cose, ci tuffiamo? No, dove ci tuffiamo? Ti tuffi da nessuna parte, sono le 9. Non ti tuffi proprio da nessuna parte, Sammy Varin. C'è la pausa, la canzone indipendente di Alanis Cascio si chiama così, una bella cover di una storica canzone dei The Durance, Ordinary World.
Giovanissimi artisti che da tutta Italia mi fanno avere spesso la loro primissima produzione, scrivendo a sammy.varin@radiolibertà.net. Se meritate, io vi infilo in trasmissione. Vi sentono in tutta Italia sul canale 252, sulla banda DAB della radio e su tante piattaforme. Lei è Alanis Cascio, ha scritto Alanis Cascio, la bella cover di Ordinary World ci fa ricordare i Duran Duran, il motivo unico per molti per cui hanno visto il Sanremone 2025. 6 minuti dopo le 9 del mattino, ancora buongiorno, sono Sammy Varin. Tutte le agenzie si sono appena aggiornate, i siti internet. Oggi c'erano timori per il possibile nuovo show di Hamas. Oggi riconsegnano gli ostaggi purtroppo morti. Non mostrate i cadaveri dei Bibas, si diceva. Bene, pochi istanti fa tutti i siti si sono aggiornati con la diretta dell'ultimo show. Le bare dei piccoli Bibas e della mamma sul palco davanti all'immagine di Netanyahu vampiro. Una brutta, terribile immagine certamente che campeggerà domani su tutti i quotidiani, ma già da quest'oggi in tutti i telegiornali. Tutti i siti internet aprono con questa notizia. L'agenzia ANSA effettivamente ha un'ulteriore apertura. Hamas espone sul palco a Gaza le bare degli ostaggi morti, poi le consegna alla Croce Rossa. Stiamo per aprire le linee, ma ancora un istante, oltre a ricordarvi dove sono, sul Corriere, il caffè di Massimo Gramellini che si intitola Donald Gasp, in cui si chiede effettivamente perché Gasp, perché Donald ha detto tutte queste cattiverie in pubblico e non le ha dette direttamente a Zelensky in privato. Uno si fa anche questa domanda. Il motivo sicuramente c'è, leggetevi il caffè di Gramellini. All'interno del Corriere naturalmente volano gli stracci e quindi c'è un paginone che si chiama Trump, bazooka e bugie, lo show del tycoon che ribalta la realtà contro l'ex alleato, e un paginone che si chiama Zelensky, coraggio e attesa, il presidente ucraino con le spalle al muro, forzato a trattare. Girando pagina però c'è il caso di Emanuele Buzzi. Trump la pensa come noi, ha già fatto più di Biden, escalation di Conte e Salvini. Il leader del Movimento 5 Stelle attacca Zelensky, imbarazzo del PD, un limite a tutto. Trump ha ragione su una cosa, i Giuseppi sono tanti e buoni per ogni occasione. Noi restiamo ancorati alle parole del presidente Mattarella, così Riccardo Maggi di Più Europa. Fatto sta, scrive Emanuele Buzzi, l'asse giallo-verde torna a farsi sentire prepotentemente. Un 1-2 targato Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che in piena sintonia in momenti diversi sposano pubblicamente la linea trampiana sulla guerra in Ucraina. Di spalla Francesco Verderami invece che se la prende con il capo dei 5 Stelle. Se il capo dei 5 Stelle fa a botte con la realtà. I terrapiattisti d'Italia hanno un nuovo leader politico, Giuseppe Conte, che naturalmente noi già conoscevamo in questo senso. Ultima segnalazione sul quotidiano Il Corriere, per stare un po' più leggero ma è carino, a pagina 19, ore 7:45, tutti in coda per i pacchi sorpresa acquistati a peso. Milano caccia al tesoro con i colli smarriti dei siti di e-commerce, ci scrive Michela Rovelli. E non è male, un pacco sorpresa, lo paghi a peso, ma non sai che cosa c'è dentro. Colli smarriti, potrebbe esserci dentro qualunque cosa. Troppo spesso sono cose che non valgono assolutamente il peso. Apriamo le linee? Dai. Chi vuole parlare con Sammy Varin lo può fare in questo momento. 0292947222 per entrare in onda con me, commentare le notizie del giorno. E intanto che arrivano le chiamate, un minuto di Tommy Cash con il suo espresso macchiato. Questa vince l'Eurofestival.
mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato por neon. Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, espresso macchiato. Pompa, 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 pompa. Cioè, capite? All'Eurofestival noi chi mandiamo? Chi mandiamo all'Eurofestival? No, Tommy Cash no, ci mancherebbe. Però l'Estonia, insomma, ci sta facendo un pensierino serio a vincere l'Eurofestival. Noi non sappiamo ancora chi ci mandiamo, perché chi ha vinto il Festival di Sanremo, nonostante, insomma, abbia una manager veramente in gamba, che casualmente ha vinto anche gli scorsi di Festival di Sanremo, ma è un caso, è solo perché è brava, ma chi ha vinto il festival sta ancora pensandoci, dice: che cazzo faccio io all'Eurofestival? 0292947222. Tommy Cash, espresso macchiato, prende per il culo il nostro paese, ma ci fa venire una voglia incredibile di bere un espresso macchiato. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno Varin. Quella. Dunque, buongiorno. Come diceva Churchill, il buon Churchill, quando inizia una guerra la prima a morire è la verità. Però c'è da fare una considerazione. Quando in Italia prima della guerra erano tutti fascisti, appena hanno incominciato a bombardare, fare un po' di fame, eccetera, eccetera, per la legge del servo encomio, codardo oltraggio, sono diventati tutti antifascisti di colpo. Ora in Ucraina il popolo soffre il freddo, il buio, la fame, muoiono sotto i bombardamenti e hanno i figli che per la legge marziale se non si presentano a fronte li fucilano. Ora, che siano così disposti ad appoggiare ancora Zelensky, con la corruzione che tutto il mondo sa che c'è in Ucraina, a me sembra che forse Trump abbia ragione a dire che c'è solo più il 4% che lo appoggia, perché qui tutti i patrioti, salvo che se fai il freddo, il buio, la fame, ti ammazzano i tuoi figli, eccetera, eccetera, dubito che, come è successo in Italia durante la seconda guerra mondiale, siano tutti patrioti. Primum vivere, deinde filosofare. Grazie caro, editorialista, ascoltatore, e noi chiaramente siamo l'unica radio che fa questo giochetto di sentirvi senza filtri né censura. Volete provare? Chiamate 0292947222, vi mettete in coda in attesa che tocchi a voi. Quando dico pronto, voi provate a dire pronto. Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Che dici al Johnny Cash, al Tommy Cash o Sonny Cash che c'è in Estonia? Gli rispondiamo coi soldi di Mahmood di qualche anno fa, coi cuoricini di Comacose. Mamma mia, allora, non voglio pensarci davvero. Ecco, appunto, comunque ha una ritmica che sicuramente andrà. Pompa, pompa. Esatto, una battuta era questa, l'altra invece mi fa riflettere sulle tutte le tristissime immagini che mandano quelli di Hamas quando devono consegnare gli ostaggi israeliani, vivi o morti. Ma come farebbe un capo di Stato di un paese serio a non incenerire tutto lì? Perché io ti restituisco i tuoi, che tra l'altro peggio che 10 italiani per un tedesco, perché se per tre ostaggi palestinesi gliene devono rilasciare più di 300, se tre ostaggi israeliani rilasciati ti devono restituire 300 ostaggi palestinesi, tra l'altro tutti carcerati, quindi probabilmente terroristi, è proprio una follia. Comunque, al di là di tutto, per quanto concerne le terre dei fuochi, ma è una battuta che quel generale si chiama Vadalà o è una roba da Totò? Lo so che non mi credete, perché sembra sempre che io scherzo, è tutto vero, grazie. Ecco. Grazie caro, grazie, un abbraccione. Vogliamo ad altri ascoltatori che oggi c'è una coda lunghissima, come essere dal dottore della mutua. Pronto? Sì, Sammy, sono il Walter, ciao. Ero in coda anch'io, ma è stata una cosa veloce. Due cose: primo, finisca la svelta sta menata dell'Ucraina, perché io vedo in giro un sacco di sub per ragazzi ucraini
e non penso che quelli siano resistenti o combattenti, tornino a casa loro, perché sono 120.000 gli ucraini che stiamo mantenendo in Italia. Primo. Secondo, un allarme per tutti i genitori, tu compreso. Le nostre ragazzine, ti parlo per esperienza diretta vissuta ieri, sono infatuate da questi delle baby gang, da questi Maranza. Sono proprio infatuate dai ragazzini italiani, vedono in questi, come si chiama, il Robin Hood. E questa è una cosa terribile. Bisogna che i genitori le sveglino queste ragazzine, gli facciano leggere qualche libro di esperienze vissute di donne europee che si sono accasate con dei musulmani. Ci sono libri interessantissimi da leggere, perché questa è una cosa che ho vissuto ieri. Ho dovuto praticamente riprendere delle ragazzine che facevano le stupide con dei Maranda all'interno della biblioteca. Non erano i Maranda gli stupidi, erano le ragazzine che facevano le idiote e facevano casino. È una cosa che mi ha scioccato. E ricordiamo la ragazzina di Piacenza che è stata buttata dal balcone e che gli hanno preso praticamente le mani a martellate, quel delinquente, per farla cadere. Ciao Sammy, Grazie dell'avviso e certo attenzione a tutti voi che avete figli, nipoti intorno ai 14, 15, 16 anni. 0292947222. Pronto? Buongiorno Sammy, buongiorno dal Veneto. Prego. Ho proprio dovuto farlo, sai, mi dispiace. Dal mio ufficio ho tolto il quadro davanti al quale c'era un bel candelabro acceso e un mazzo di fiori del nostro Presidente della Repubblica, e ci ho messo la figura di Tajani, perché Tajani finalmente ha mosso le chiappe, ha scoperchiato quello che i pidioti hanno tenuto nascosto, la corruzione nelle ambasciate per spacciare a tutto andare permessi di soggiorno, permessi di ingresso nel nostro paese, e di cui si parla ancora troppo poco, caro Sammy. Per cui alziamo la voce anche su questo punto, e poi non dimentichiamo che adesso siamo diventati importatori, come dicevi tu stamattina, non solo dell'olio extravergine tunisino, ma anche dell'odio extravergine della Repubblica, quella che sta combattendo contro o in difesa dall'Unione Sovietica, cioè dell'Ucraina. Sì, l'odio ucraino è sbarcato qui nel nostro paese. Attenzione! Grazie, buongiorno Sammy. Grazie, sto prendendo appunti. Odio extravergine e attenzione naturalmente alle bombe se avete una petroliera. 0292947222. Vedete come stanno insinuandosi i nostri ascoltatori nelle notizie di quest'oggi? La nostra radio è un pensatoio meraviglioso. L'uomo del giorno da noi è Tajani. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Prego. Buongiorno, ecco, sono Gino da Roma. Vedo che il Putin ora viene preso da tutti come esempio. Io no. A me i dittatori comunisti o quelli fascisti non mi vanno giù. I dittatori io non li posso sopportare perché ti privano della libertà, ti levano l'espressione di pensiero che tu non puoi più farla, ti levano l'economia libera, ti levano tutto. Anche a te, Sammy, non ti farebbero più parlare se ci fossero loro. Ma come fa Trump a difendere ancora, a parlare? Questo non riesco proprio a capirlo. Guarda, possiamo andare d'accordo su tutto, ma sulla libertà individuali non ci si scherza in qualsiasi parte del mondo. Può essere la Cina, può essere la Russia, può essere Cuba.
la libertà, c'è quella bella canzone sulla libertà, quella è bellissima, guarda Sammy, grazie. Grazie, entrate in onda con me, dai, 10 minuti tutti per voi, chiamate 0292947222, un appello che faccio soprattutto ai nuovi ascoltatori, a chi non è mai entrato in onda, provate questa emozione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Giuseppe da Torino. Ui. Buongiorno, volevo dirgli se gentilmente può dirglielo a Salvini se si può precettare lo sciopero del prossimo 24 di febbraio, che è sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici. Grazie. 24 febbraio, ti puoi immaginare quale allegria ci mette questa notizia. 0292947222, altra chiamata, pronto? Tocca a me, sono io? Prego. Ciao, no, non volevo intervenire, però mi spiace per il signore che ha parlato prima. La libertà non la toglie Putin, la libertà la toglie questa Unione Europea, la tolgono questi burocrati, ce l'hanno tolta 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, quando io non potevo andare in farmacia o andare in banca o andare in posta, non potevo andare al ristorante, io quando non potevo andare a lavorare, e tanti come me. La libertà la tolgono i burocrati di Bruxelles quando tolgono le elezioni, quando eliminano e annullano le elezioni in Romania perché non ha vinto quello che volevano che vincesse, cioè quello che è amico della Russia e non voleva più questa guerra. La libertà la tolgono i burocrati di Bruxelles, la libertà la toglie questo sistema mondialista che ci toglie qualsiasi possibilità di scrivere magari sui social quando c'era Biden, che purtroppo se scrivevi delle cose che a loro non andavano bene perché avevano l'ordine Zuckerberg e compagnia cantante, non ti facevano fare il post e ti toglievano la libertà di espressione. La libertà è una cosa importante e la libertà l'hanno tolta loro, l'hanno tolti questi burocrati dell'Unione Europea, questi mondialisti, questi capitalisti stramaledetti e questi satanisti che vogliono dominare. Grazie a Dio non ce l'hanno fatta. Grazie cara, ti taglio perché tra un satanista e l'altro abbiamo una coda di ascoltatori che attendono, prendiamone un altro. Pronto? Pronto? Ciao, buongiorno. Tocca a me. Buongiorno, sono Marco da Settimo Torinese. Uela. Allora, innanzitutto una piccola battuta, se me la consenti, su Sanremo. Certo. Ma è vero che una sera ci sono stati anche i 5 madrigalisti moderni? Chi sono i 5 madrigalisti moderni? Pensa al film Amici miei. Sì. Va bene, vai. Va bene, dai. Allora, vorrei solo ricordare che la guerra in Ucraina non è iniziata nel 2022, quando la Russia ha invaso il Donbass, ma è iniziata nel 2014, quando l'Ucraina non ha rispettato mai gli accordi di Minsk. E secondo, l'Ucraina ha iniziato il genocidio delle popolazioni ucraine di lingua russa. Quello è stato il vero inizio della guerra, non quando Putin ha invaso il Donbass. Se pensiamo a quello, cominciamo a capire tante cose. Grazie. Anche nel tuo caso ti taglio, ma non perché dici stupidate, anzi, sono meditazioni che abbiamo fatto molto spesso su queste frequenze. Poi bisogna farne anche altre, certo. Altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Allora, scoppiettante tutte le mattine? Certo, spetardiamo. Con che fai colazione la mattina? Bah, allora... Quello che ti volevo dire, Sammy, io volevo parlare un attimo del Papa. Questo punto, io pensando peste e corna del compagno Bergoglio, dico teniamocelo stretto, perché lui ha fatto un conclave, praticamente si è nominato cardinale tutti di sua fiducia,
a sua immagine e somiglianza, e quello che verrà dopo sarà pure peggio. Io ho un terrore che si affacci alla Basilica Centrale, dalla loggia centrale, il compagno cardinale Matteo Zuppi, detto anche il cappellano del PD. Ti immagini che trauma, che shock, magari anche col pugno alzato, e dice ai fedeli: cantiamo tutti insieme l'Internazionale. Zuppi Papa, te lo immagini? Grazie No, caro, beh anche il Papa insomma le benedizioni a Casarini, però ha detto anche tante altre frasettine particolari. Notte tranquilla per il Papa Gemelli, ha fatto colazione in poltrona. 0292947222. Caduta la linea, allora dai Pronto? un'altra, pronto? Ciao. Sì, sono Graziano, chiamo da Galarate. Ciao. Marini. Senta, niente, volevo proprio fare riferimento alla guerra là dell'Ucraina, eccetera. Ma la colpa prima di tutto dagli americani, dell'Europa e del Partito Democratico, che anche Obama ha preso il Nobel della pace, quello che ha fatto più guerra di tutti, questo è il mondo, e poi anche dalla Francia. Perché diciamo quel grande che poi era dall'americano, che aveva detto diciamo che c'erano gli accordi nel 2014 che dovevano rimanere neutra eccetera, entrare nella NATO eccetera, non succedeva niente, ma siccome c'è sempre l'egoismo, che con quelle tre parole che dico sempre, egoismo, potere e Dio denaro, è questo che comanda il mondo, e poi vediamo un attimino di essere un po' più tranquilli, che si arrivi alla pace, perché che ci rimette sempre, e sai che dico sempre la stessa cosa, la povera gente, che ci rimette sempre la povera gente. Grazie, buona giornata. Bravo, questi sono gli editorialisti più importanti, voi ascoltatori, la povera gente. Tra loro ci sono certamente gli israeliani, ma ci sono anche i palestinesi, e troppo spesso abbiamo visto immagini girate che arrivano sui telefonini di sanguinosi bombardamenti con tanti bambini morti, e si vedono scene strazianti che poi vengono diffuse sui social e immediatamente ritirate. Queste sono le cose che fanno più male. Come diciamo sempre, la verità sta nel mezzo, però quelli stavano dove stavano anche i terroristi, e quindi erano lì proprio vicino ai terroristi. 0292947222. Certo, questo è il momento più ricercato, quello della diretta con Sammy Varin. L'ultima telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare di un argomento italiano. Sì. Bene. Se è possibile, tramite la radio, che comunque è vicina a insomma, la Lega, un partito di siamo al piano di sotto proprio dell'ufficio di Salvini, pensa. Perfetto, allora se tu potessi mai salire una rampa di scale, ma credo che lui sia già al corrente di una questione abbastanza spinosa, oltre che sconcertante, perché la nostra cara Unione Europea vuole sottrarre, vuole togliere, vuole annullare, dillo come vuoi tu, la tessera sanitaria ai dipendenti della Commissione Europea che lavorano in Italia, giustificando il fatto che hanno come, diciamo, benefit, fra altre cose pagato, in busta paga, una assicurazione sanitaria integrativa. E quindi c'è questa trattativa in corso fra la Commissione Europea e, mi sembra molto strano, il governo italiano, che voglia togliere il diritto alla salute, fra altre cose garantito dall'articolo 32 della Costituzione, ai cittadini italiani. E quindi è in corso questa trattativa per sottrarre la tessera sanitaria. Di fatto andrebbe a finire dentro una sanità completamente privata, dove tu hai un rimborso parziale e il resto ce lo devi mettere tu di tasca tua. Grazie. Prima, prometto che bussiamo ai piani di sopra, se è così comodo. 9:30, Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Tra pochissimo l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, e poi Sammy Varin arriva più tardi, e dopo Giulio Cainarca, la sua auto da fè, io ritorno alle ore 11. Avete ascoltato